Buona giornata a tutti i telespettatori della piattaforma streaming TV di Veneto Club. Oggi parliamo di un argomento molto caro a me, ma anche alla mia ospite Anna Maria Cittino, che è la poesia, i sentimenti e le parole. Buongiorno Alberta, ben trovata. Grazie Anna Maria di essere venuta. Insomma, Anna Maria e io siamo accomunate da l'amore per la poesia, entrambi abbiamo scritto dei libri e abbiamo lo stesso editore che è Armando Siciliano Editore. In questa giornata volevamo parlare di cosa è per noi la poesia. Cos'è per te, Anna Maria, la poesia? La poesia è qualcosa secondo me di importante, qualcosa che ha a che fare con le parole. Queste parole che germogliano, che vivono all'interno del nostro cuore, della nostra anima e che poi magicamente prendono forma, quindi diventano appunto parole scritte. La poesia comunque nasce da qualcosa che noi abbiamo dentro e non c'è, secondo me, nella poesia l'intervento della ragione. Secondo me la poesia è qualcosa... Emozione pura, un'emozione che nasce proprio da dentro, no? Poi delle volte mi chiedono, ma Anna Maria come fai a scrivere queste parole una dietro l'altra che hanno anche un significato, un senso? E io dico sempre, perché secondo me la poesia è qualcosa di divino, qualcosa che viene, non so, da un'altra dimensione, perché secondo me quando io leggevo i poeti a me cari, i più grandi poeti, insomma da Leopardi, Foscolo, insomma sia della letteratura, quella 700-800, ma anche i più vicini a noi come Lamerini e tanti altri, Neruda, a cui io mi riferisco spesso anche nei miei versi, devo dire che Sì, è il sole dell'anima proprio. In realtà è proprio, anch'io penso che ogni tanto rifletto e dico che forse il primo amore che io ho avuto è stato per le parole. La prima volta che ho potuto manipolare le parole già da piccina le iniziavo a mettere in sequenza perché ho trovato i miei libri, i miei quaderni di quando ero bambina e già se vedevo una farfalla io scrivevo le parole, insomma il primo amore è stato proprio per le parole perché le parole sono quello che ti permettono poi di tirar fuori le emozioni, no? E anch'io penso, non so se io e te, avendo fatto degli studi classici, avendo approcciato sempre la letteratura, probabilmente un po' ci ha addolcito l'animo, no? Però anche a me, insomma, tutti gli autori della letteratura, i poeti, mi hanno fatto amare profondamente la poesia e mi permette di esprimere emozioni. Sì, anche perché la poesia, scusa ti interrompo, la poesia è qualcosa che appartiene, io dico, agli eletti, alla nicchia, perché poi si sa, quando si parla di poesia si parla sempre di circoli ellenici, di circoli piccoli, perché la poesia non è che piace a tutti a 360 gradi e quindi anche una lotta da parte nostra a volte no, far sì che venga apprezzata, amata. Naturalmente è logico che se io mi riferisco ad alcune persone, ad alcuni giovani che dicono oddio professoressa ci sono alcuni autori che sono anche molto difficili da comprendere e da capire e per questo anche la poesia a volte può anche scendere, dico, a un livello più semplice con delle parole più comprensibili e quindi essere letta anche, non so, dalla signora, dalla vicina, dalla porta accanto. Sì, perché veramente è una forma immediata di espressione delle emozioni, no? Perché mentre nel racconto tu hai a disposizione tante pagine, tanti modi per poter disquisire di un argomento, qui cioè, nella poesia hai poche righe nelle quali devi dire tutto. Cioè devi appunto concentrare quelle che sono le tue emozioni, devi concentrare quelle che sono le tue sensazioni e poi effettivamente Dante diceva che il linguaggio un po' ci ingabbia perché spesso noi vorremmo scrivere quelle emozioni e non troviamo magari la parola giusta, la parola adatta e quindi in questo correre così, questo fluire dell'irrazionale in noi in quel momento scriviamo effettivamente facendoci dettare dal flusso di coscienza. Infatti io ogni tanto penso che prima di tutto io scrivo per me, scrivo perché voglio, quando provo quell'emozione o vedo quella cosa, io la voglio proprio fermare. E a me accade, non so se accade anche a te, che quando io rileggo la mia poesia quasi riprovo quell'emozione, quella sensazione che l'ha generata.
Sì, sicuramente accade anche a me, ma spesso la cosa più bella è che quando qualcuno si approccia a leggere le mie poesie, oppure appunto i lettori, e ormai ce ne sono tanti, insomma io non sono la prima, cioè non è solo questo il mio primo libro, ma già sono arrivata a 3 produzioni, insomma da 3 cuori, a Son tutta ciliegie e In fragranza d'amore, e c'è stato appunto un crescendo e anche una maturazione della poesia stessa, e mi dicono effettivamente oddio, ho vissuto la tua stessa sensazione, ho vissuto la tua stessa emozione, bello, no? E questo è bello, perché vuol dire... poi magari uno la vive a modo suo, però è un modo diverso di vivere quello che hai vissuto anche tu. Cioè. Esatto, ci si sono rispecchiati e quindi questo rispecchiarsi, questo trovarsi, questo condividere, quindi a un certo punto il tuo pensiero, la tua poesia viene condivisa magari con altre persone che hanno quel tuo stesso sentire. In realtà è quello che accade anche per alcune poesie meravigliose dei nostri poeti, della Merini, di Neruda. Anch'io amo molto Neruda, e in alcune sue poesie dice ma come avrei voluto scriverla io questa poesia. A volte sì, e poi spesso appunto nella poesia si parla di Eros, ma io dico l'Eros viene intesa come forza creatrice, come quella capacità che ha l'Eros di sconfiggere Thanatos, quella capacità che ha di rendere quei momenti che rimangono poi diciamo eterni, come dicevano i poeti classici, no? Infatti l'eternità della poesia. Tirava fuori il divino, l'amore tira fuori il divino che c'è in noi. Infatti quello che avevo detto all'inizio, nell'incipit della nostra chiacchierata, ma io credo che la poesia deve essere fatta apprezzare anche ai giovani e quindi deve scendere magari anche appunto a un linguaggio più semplice, più decodificato, ma non per questo la poesia non è banale, insomma. Io mi batto perché appunto come te, fin da quando avevo 16-17 anni, scrivevo dappertutto, ovunque, a volte scrivevo anche lettere d'amore per le mie amiche, quindi avevo questa vena romantica, sembrava un po' il Cyrano del Bergerac. Ho scritto una anche all'Italia recentemente. A Cyrano del Bergerac. Una follia che va. Sì, no, comunque effettivamente il bello di questo è che io devo riconoscere che comunque in Italia ci sono tantissimi, sembriamo pochi, ma siamo tantissimi, e ci sono anche dei grossi incontri che si fanno, per esempio io partecipo a Milano, cara Alberta, perché è una città molto viva, Firenze, a Firenze per esempio sotto la direzione di Marzia Carocci, che fa questi incontri tra i poeti, tra i vari artisti, pittori, scrittori, è bello. È una forma letteraria che è in fermento. Comunque in fermento, sì. A Milano spesso fanno questo verseggiando sotto gli asti di Milano, in diverse edizioni, con Isabella Cosca, e anche a Como, insomma, spesso veniamo invitati. Infatti dico sempre, partecipa anche tu, almeno anche tu. Parteciperò prima o dopo, dai. Allora Anna Maria, che dici se passiamo a leggere qualche verso? Sì, ecco, allora, volentieri. I versi di Anna Maria sono presi dal suo libro, che sono In fragranza d'amore, per chi volesse, naturalmente si trova in tutte le librerie. Sono Nel cuore e nell'anima, si trova nelle librerie e sono edite da Armando Siciliano Editore. Ok. Partiamo con una poesia dedicata alla città proprio. A una città. Allora Anna Maria dedicherà a Conegliano. Esatto, la città di Conegliano, che ormai in questa città vivo da tantissimi anni, si può dire dal 1993, mi ha adottata, sono stata adottata dai coneglianesi, e quindi ho sentito anche questa esigenza, tra virgolette, ma le parole appunto sono nate così spontanee. Conegliano, adagiata su ridenti colline, variopinte di primule in fiore, un venticello accarezza lieve le cime dispettose dei tuoi alteri alberi, viti cariche di acini, grondanti grappoletti di violetta uva, tralci che si intrecciano come caldi abbracci. Scorre il Monticano sotto il ponte della Madonna. Le anatre curiose si rincorrono starnazzando. Si erge a toccare il cielo, sontuoso e smerigliato il castello, con la graziosa torre. A venerar la sala dei battuti i dipinti del grande cima. Quando poi la luna pende giù dalla collina, la notte si cosparge di stelle, la città si rischiara, quasi a sembrare un grazioso presepe. Bellissimo, sembra quasi un dipinto.
Sembra, no, di vederla, San Sì. Conegliano, il Ponte della Madonna, a un certo punto vedi il castello, è proprio questo, la poesia significa anche questo, no? Far vedere, immaginare, perché la poesia deve avere questa capacità di far vedere al chi legge Attraverso tutte le parole. queste immagini che scorrono nella mente, poi insomma. Io ti rispondo con Venezia, che è un altro mio grande amore, no? Sì. Quel profumo del mare, portavoce di immani splendori, si impadronisce delle narici, ti inebria, ti avvolge. Tra calli e campielli, piccoli scorci di sole colorano i palazzi, protagonisti della storia. Cullata dalle onde, una piccola gondola si inoltra in un canale. Da quel ponte si sentono le note di un cantore solitario, il profumo di un caffè, il frastuono della gente, le urla di un venditore, ma a te giunge solo la melodia delle onde e quel profumo di eternità che ti ha inebriato per sempre. Eh sì, perché il discorso della città, no? La città è importante perché la città attraverso, vedi, come abbiamo fatto Attraverso noi, delle immagini, dà ma delle l'abbiamo emozioni. umanizzata, l'abbiamo resa umana, l'abbiamo resa quasi che la puoi toccare, ci puoi parlare, quindi io spesso dico questo contatto, nelle mie poesie spesso c'è questo richiamo alla natura, richiamo ai posti, ai luoghi, appunto io sono originaria della terra di Sicilia, della terra di Montalbano, per intenderci, piena di emozioni, piena di no? emozioni, di calore, insomma, e anche questo calore un po' l'ho trasferito, ma naturalmente mi commuovo anche a vedere queste bellissime colline, insomma, a vedere questo paesaggio la stupendo. natura è sempre stata Sì. fonte di ispirazione. Soprattutto poi con giornate di sole splendente, quando questo verde veramente ci abbaglia e queste colline ridenti, insomma, sono meravigliose. Adesso dedichiamo due poesie a due forme d'arte. Allora, quella di Anna Maria si intitola Fiaba. E anche perché a volte si torna un po' bambini, a volte ci si ritrova, insomma. Fiaba. Vorrei poter entrare in una fiaba, possedere l'incanto magico, una bacchetta con in cima una stellina e voilà, con un incantesimo tornare al tempo del primo incontro, quando il cuore in petto cavalcava come un cavallo pazzo, incontro al desio sconosciuto, di vedere per la prima volta il tuo sguardo, svelato ai miei occhi il tuo sorriso, tante volte ammirato dietro una semplice foto. Sì, ti vedo adesso, mi vieni incontro, sei bello, così bello che il mio corpo trema. La tua energia trapassa la mia e in quell'istante capisco che tra noi ci sarebbe stato un legame speciale, unico e raro, un legame che l'avvicendarsi delle stagioni non avrebbe mai potuto far svanire. Oh, questa è l'illusione che ancora oggi dura, anche se tu prendesti un'altra direzione. Ah sì, vorrei proprio poter entrare nella fiaba per cangiare il corso degli eventi. Diversa, ahimè, la cruda realtà, non rimane ormai che il dolce ricordo su cui posare lieve la mia anima, sperando ancora nel tuo ritorno. Bellissimo. Io ti rispondo con l'arte. Uno spazio illimitato continua oltre il quadro, inciso, solcato da spatolate di colore, scaturito da trasporto sensuale ed emotivo tra artista e materia, alla fine di un intenso rapporto amoroso, protagonista un'idea. La tela bianca allarga il suo campo, annota effimeri sentimenti, emozioni delicate, struggenti passioni. Vive il quadro la sua vita e nel sensuale pensiero che lo ha generato diventa egoisticamente immortale. Bello, anche perché appunto come la poesia, anche la pittura, vabbè, tutte le forme d'arte che prendono forma, c'è nell'essere umano quella veramente, io dico, capacità nell'atto in cui tu crei, no? Ti senti quasi immortale, Vero, cioè ti nell'atto senti- della creazione ti di senti un'opera, quasi- di qualcosa, ti senti come se tu in quel momento Fossi un stai eroe generando divino. qualcosa, è un eroe di te stesso, cioè stai generando qualcosa, un capolavoro, un'opera d'arte, che poi naturalmente saranno
gli altri a giudicare, che poi il giudizio, lo dico sempre, è relativo, perché effettivamente è una questione di pathos, questione di passione o di quello che senti, di quello che provi. Cosa pensi se ci congediamo proprio con qualcosa che parla di amore e di sentimenti? Beh, sicuramente... Tu hai, mi sembra, prendimi. Prendimi, sì. Perché il discorso del... Naturalmente quando si scrive o si fa riferimento a qualcuno in particolare che ha colpito naturalmente la nostra sensibilità, e anche l'amore ha questo lato forte, no? Prendimi tra le tue braccia, prendimi tra le tue braccia, fai germogliare il sorriso sulle mie labbra, accarezzami lieve come il soffio leggero di un venticello dispettoso che sfiora le cime degli alberi, albicocchi in fiore, profumo di vita, nettare sublime. Stringimi a te, aggrovigliami sul tuo corpo, come tralci di vite, intricati uno sull'altro. Respireremo la vita, respireremo l'eterno. Prendimi tra le tue braccia e non lasciarmi più. Bellissima. Grazie. Desiderio interiore. In questa giornata di sonnolenta afa vorrei averti vicino, vorrei cullarti per ore sulle mie morbide linee, fino a farti dimenticare il passare del tempo. Vorrei passare la notte a contare uno per uno i tuoi capelli come fili di una trama preziosa e ad ognuno di loro raccontarti un mio sogno, una fiaba, un mio capriccio, un mio progetto, una mia perversione, una poesia. E poi persi in una notte senza fine, lasciare che tu disperda la tua mente, desiderosa di emozionarsi nei miei fili dorati e da lì ricominciare il gioco. Sì, è inutile, l'amore è una forza trainante, travolgente, è una passione dalla quale non si scappa quando c'è effettivamente, ma penso che sia forse la forza più creatrice, come dicevamo prima io e te, ma anzi scusate, se si vivesse più di poesia, se si vivesse più di amore, forse si potrebbero più delicata e dolce potremmo addolcire forse l'animo umano, e io di questo effettivamente dico appunto, le donne bisogna trattarle come la poesia, con delicatezza e con dolcezza. Anna Maria, allora abbiamo finito il nostro spazio, ti ringrazio abbiamo fatto questa piccola tenzone letteraria, noi amiamo la poesia e speriamo di avervela fatta amare un pochino anche a voi. Grazie di averci ascoltato e buona giornata a tutti voi. Grazie Berta, grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie.